Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una pillola del vostro maledetto veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parleremo dei rituali, anche di quelli che fanno la concorrenza, anche quelli che, ehm, insomma, in altre parole, vanno al supermercato, prendono la candela, l'accendono e via dicendo. Ma prima di iniziare, il vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, al canale YouTube del vostro maledetto veneziano. Vi ricordo che da poco abbiamo iniziato le live mattutine saltuariamente, sporadicamente random nel gruppo di radionica, radiestesia, terologia ed ermetismo di Ildegard Maledetto Veneziano su Face, no? Alle 11 c'è questa finestrella di 30 minuti e chi vuole raggiungermi può farlo iscrivendosi al gruppo oppure anche nel gruppo di Paola Chiarilli o nel gruppo chiaramente anche nostro di mio e di Ildegarda. Ne abbiamo due e più quello di Paola Chiarilli. In poche parole, noi siamo presenti in 3 gruppi con questa mezz'oretta gratuita di Sibille Interattive. In più abbiamo i link qui sotto, sono qui sotto in descrizione per raggiungere, abbiamo Telegram anche dove possiamo mh, accogliervi, in cui c'è anche la Milas, una grandissima esperta anche lei in Sibille, che fa l'amministratrice con il diagramma veneziano, e in più abbiamo il sito capitano.attivista.org dove potete scaricare 20 ebook, di cui 16 di radionica e radiestesia gratuiti con le istruzioni per ogni circuito, e poi ci sono 4 ebook di chirurgia, lettura della mano, fatti più o meno 6-7 anni fa dal vostro maledetto veneziano. Sono già stati scaricati più o meno 150.000 ebook, e se sei la prima volta che vedi questo video, vacci pure, di che ti manda Marietto Veneziano e scarica quello che vuoi. 150.000 sono stati scaricati, il vostro Marietto ha donato all'umanità 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici. Bene, finita questa filippica pubblicitaria del vostro Marietto Veneziano, parliamo un po' dei riti propiziatori o riti di avvicinamento. Allora, anche la concorrenza non sbaglia, perché un rito, no? Fondamentalmente quando viene fatto, no? Se voi pensate che potreste prendere una cosa negativa, basta mettere le mani sul carrello della spesa, questo è il classico esempio che il vostro maledetto lo farà sempre. Anche una persona che è poco esperta può fare, no? Magari guarda sul tubo qualche rito, corre al supermercato, compra queste 4 cose. È chiaro che si parte sempre il presupposto che bisogna fare quando si fanno queste operazioni cerchi di fuoco e ovetto colorato. Se non sapete cosa sono, si va sul sito, sul canale Maledetto Veneziano e si cerca queste pillole dove le spiego in modo gratuito. Fatto questo, va da qualsiasi parte sul tubo, cerca il primo rito che gli sembra abbordabile e lo fa. Funziona? Sì, funziona. Il dardo è lanciato. Il problema, il problema è che se non viene ripetuto periodicamente in determinati orari e in determinati momenti del mese, il rito perde di potenza. Quindi, cosa vuol dire questo? Che se lo lancia una volta sola, mettiamo giù così, è fatto un po' così farlocco, il rito funziona, no? Ha la sua, come si dice, dalla serie se le gambe camminerà, però il problema è che dopo un po' perde di potenza. Quindi un rito propiziatorio anche fatto dalla persona più ingenua o meno, diciamo, performante, deve essere ripetuto e non finirò mai di spiegarlo, 9 mesi. Allora vi dico perché magari c'è qualcuno che non ha capito bene. Un rito anche di quelli che voi andate sui siti di quelle persone o canali, quelle persone che le sparano fuochi d'artificio, no? Sempre partendo dal presupposto che fate il vostro cerchietto di fuoco, ovetto colorato, vi mettete sotto le protezioni dei vari circuiti, si fa, ma non dovete farlo una volta e poi via, perché chiaramente dopo un po' l'energia l'eterico, chiaramente se voi siete anime antiche il discorso cambia, o se siete gente che opera reti di alta magia tutti i santi giorni, il discorso cambia perché avete un corpo animico molto potente, un corpo aurico eterico molto potente. Ma se siete persone che insomma un po' principianti, è chiaro che se lo fate una volta è difficile vedere, c'è sempre colpo di fortuna,
lo ripeto, il colpo di fortuna c'è sempre, ma un rito propiziatorio, ma anche di avvicinamento, ha bisogno di essere coltivato, se no sarebbe come prendere un paio di semi, buttarle su un campo e ti viene fuori una piantagione. Penso che non funzioni così, no? Ci vuole cura, amore e ci vuole tutti quei, come si dice, quelle prassi, quei meccanismi che danno, come si dice, l'humus, il cibo al rito, capite? Quindi per forza di cose ci vuole un attimino di performance, di stargli dietro, di lavorare fino, e ci vogliono 9 mesi, come minimo, eh. Come minimo. Dopo i 9 mesi si potrebbe incominciare a sperare. Purtroppo mi contattano persone della serie, posso fare una domanda conoscitiva? Allora, io non sono qui a perdere tempo, io sono qui a aiutare chi vuole essere aiutato e chiaramente aiuta anche me. Chiaramente questo è una cosa karmica, naturalmente, no? Quindi, tutte quelle persone che mi contattano per perdere tempo, tutte quelle persone che non capiscono che un rito, come minimo, deve avere 9 mesi, oppure no, si concentrano in fasce di 2, 3 operazioni ogni mese, ad esempio per 2 o 3 mesi, si concentra lì, capite? Se no la cosa nasce storta, parte male e poi si ha il rinculo, perché se voi vi attaccate a qualcuno che ha un'energia nefasta, non fate il cerchio di fuoco, l'avete colorato e non vi mettete sotto le varie protezioni che il vostro marito dà e l'agisce gratuitamente sul sito capitano.altavista.org e i link sono sotto qui in descrizione, la cosa non funziona. Quindi prima si fa e soprattutto quando si fanno, quando si sta bene. No, l'avete capita bene, quando si sta bene, non si va a correre quando la stalla, capite? Quando la stalla ormai sono scappati i buoi, se prima ci voleva uno, dopo ce ne vuole 20 di energia, capite? Il rapporto è questo. Quindi a questo punto anche chi fa un rito un po' così, da New Age, no? Farlocco, no? E la vacca è scappata dalla stalla, capite che è come è come tirare su l'acqua con un cucchiaino da un oceano. Bene, cari amici, grazie e alla prossima, ciao.